ricerca che mi sembra davvero interessante. Intanto per un aspetto, lo dico così per stare in pochissimi minuti tagliando naturalmente gli argomenti con l'accetta. In tempi di crisi così, in tempi così complicati per tanti aspetti, è diventato perfino difficile parlare di diritti. È come se, come dire, nella condizione disastrosa in cui versa per gran parte il mondo del lavoro, si percepisse qualche volta il rischio che, come dire, come qualcuno diceva, il diritto ad avere diritti viene quasi quasi percepito come una cosa che tutto sommato si può rinviare a tempi migliori. C'è un ricatto pesante che pesa sul lavoro, no? Come è evidente. Il ricatto del lavoro che si perde, del lavoro che non c'è, del lavoro precarizzato, del lavoro sottoposto, come dire, a una caduta spesso verticale di qualità della prestazione. E in questa condizione, come dire, io trovo che facciamo bene, hanno fatto proprio bene i patronati, invece a ripartire da un punto, e cioè il fatto che su alcune delle questioni di fondo della condizione di vita delle persone non si può arretrare in questo paese. E il rischio dell'arretramento è tutto, come dire, paradossalmente si può ricavare tutto dalla ricerca, no? Perché la percezione non è mai un fatto, come dire, che la percezione è sempre condizionata dal contesto. Io trovo, come dire, naturale che ci sia una differenza nella percezione tra il lavoro immigrato, tra i lavoratori e le lavoratrici immigrate e i lavoratori e le lavoratrici autoctone, anche se per la verità non è poi tanta. Mi pare che nella ricerca tutto sommato lo stacco c'è, è forte, ma non è quello che uno spesso avverte nella prassi quotidiana del rapporto. Probabilmente perché la ricerca è anche rivolta, diciamo, a quella parte di lavoratori immigrati più presente nel territorio da più tempo, che quindi, come dire, in qualche modo è entrata in relazione, no? con il mondo in cui vive. In generale è evidente che gli immigrati sono, come dire, in una condizione debole, la parte straordinariamente più debole. E io trovo, come dire, purtroppo lo si incontra quotidianamente, quando il rischio di perdita del lavoro significa la perdita, come dire, del diritto ad esistere in questo paese, come purtroppo ancora nella legislazione sull'immigrazione, è evidente che, come dire, la tendenza spesso, come è naturale per le figure più fragili del mercato del lavoro, è quella ad accettare, ad adattarsi, come dire, a subire qualunque condizione, anche quando questa condizione è palesemente vissuta e percepita come dire, in questo caso un rischio per la salute o più in generale. Vorrei anche dire che paradossalmente sui temi della salute questo vale anche per gli italiani. Adesso non è solo per la salute sui luoghi di lavoro, purtroppo per la salute in generale noi abbiamo, come dire, un calo per esempio di persone, le persone che decidono di rinunciare a pezzi fondamentali di tutela della propria salute è in crescita in maniera, come dire, e in alcune aree del paese sfiora numeri che non avremmo mai immaginato qualche anno fa, in un paese che ha un sistema sanitario tra i migliori del mondo, se mi permettete, perché ogni tanto bisogna dirsi le cose, e che invece è stato sottoposto negli ultimi anni, come dire, a una cura da cavallo che rischia, come dire, rischia di limitarne profondamente l'azione. Guardate che non si rinuncia più solo, no, che ne so, alle cure dentistiche per i figli, all'apparecchio per i figli, piuttosto che come dire, ad azioni di prevenzione più generali. Spesso si sta cominciando a rinunciare anche via preso dei ticket, come dire, si sta rinunciando a volte spesso anche a gestire la propria salute, a gestirla in maniera come dire, questo naturalmente vale tanto più in rapporto al lavoro, perché ovviamente lì incrocia le questioni che abbiamo detto. Quindi io trovo
è interessante riparlarne, e trovo che sulle questioni della salute in generale, della salute e della prevenzione sui luoghi di lavoro, il sindacato è in questa fase, proprio in questa fase che è quella di maggiore debolezza, debba invece, diciamo, non mollare, mettiamola così, non correre il rischio di considerare anche noi un tema, come dire, che si può rinviare a tempi migliori. Seconda osservazione che volevo fare, anche questa al volo, ma a me sembra, cioè, lo dicono i numeri della ricerca, dalla ricerca emerge una straordinaria, permettetemi di dire che in questa condizione straordinaria, espressione di fiducia verso i patronati e verso anche il sindacato. C'era anche la colonnina sui dati di fiducia nel sindacato. Anche questo, come dire, io non lo trovo banale e scontato, e né per orgoglio ognuno di noi, essendo appunto noi sindacalisti, operatori del patronato, eccetera, non è che, voglio dire, lo diciamo perché io penso che è un elemento che forse il discorso pubblico di questo paese dovrebbe valutare un po' meglio, no? Adesso lo diceva Nino nella relazione, quindi non voglio riprendere tutto il tema, ma forse quando, come dire, si parla di, come dire, di nuovo, di vecchio, di azioni frenanti, di azioni acceleranti, eccetera, forse bisognerebbe non dimenticare mai che tra i principali agenti del cambiamento, perché anche quello è il cambiamento, forse negli ultimi anni, parliamo degli anni della crisi, quando dico gli ultimi anni, forse proprio questo sindacato, proprio questo patronato, con tutti i limiti della rappresentanza che vengono fuori da una condizione così complessa, da un mercato del lavoro ridotto così e da una crisi che ha queste dimensioni, io a volte mi chiedo cosa sarebbe successo in questo paese se in questi anni questo pezzo di azione, di coesione che ha tenuto il sindacato e il patronato fosse venuto meno. In grandi città del nostro paese a volte fa impressione vedere le file delle persone davanti ai nostri patronati, le file, cioè le persone messe lì che spesso non vanno per chiedere una prestazione, vanno per chiedere un'informazione, vanno per parlare. Io non lo so quanti lo sanno, ma per esempio la CGIL ha dovuto costruire in alcune città gli sportelli esodati, dove, uso gli esodati come esempio, dove in questi sportelli esodati non è che gli dico che c'ho la ricetta in tasca, perché la ricetta in tasca è risoluzione del problema, non ce l'ho, dove però, come dire, si è svolta un'azione per cui la disperazione individuale, la disperazione di pezzi di popolazione non è diventato un elemento del tutto distruttivo del nostro tessuto sociale. Io penso che noi abbiamo mantenuto coesione anche quando abbiamo fatto la cassa di, abbiamo come dire, difeso il lavoro nelle crisi aziendali, piuttosto che anche, come dire, contrattare un contratto di solidarietà, una cassa integrazione in deroga, eccetera, è stato un elemento di tenuta di questo paese. E lo dico perché, non perché, come dire, adesso è di modo nel ragionamento, ma lo dico perché noi abbiamo un tema, no? Che veniva posto nella relazione, veniva posto nella discussione, non è la sede oggi per farlo, ma insomma, io, come dire, non ho un problema, adesso non voglio neanche discutere del problema tagli sì, tagli no, io voglio discutere di una cosa, no? Siccome il tema è quali funzioni pubbliche si danno alle persone in questo paese, io penso che se noi continuiamo con una caduta così verticale di ogni capacità di interlocuzione, di incontro, di funzione e di, come dire, servizio che l'amministrazione pubblica nelle varie sfaccettature dà alle persone, io penso che questo, come dire, costituisce un grande problema per il paese. Veniva citato l'Inps, adesso l'Inps ha chiuso, come Morella dice spesso, ha chiuso porte e finestre spesso all'interlocuzione con le persone, no? Cioè non c'è più un posto dove le persone possono andare, no? C'è stato questo incredibile, bene, i patronati sono stati lì e hanno fatto quello che prima, anche quello che prima, oltre al lavoro loro, anche quello che prima facevano quegli sportelli lì. Allora, questa non è una funzione al sindacato, non è uno strumento per il sindacato, questo è uno strumento per il paese ed è uno strumento per la coesione sociale, per la tenuta anche democratica dei rapporti tra persone e amministrazioni pubbliche in questo momento nel paese. Allora io credo che forti di questa consapevolezza noi vorremmo discuterne,
probabilmente qualche volta si ritornerà a discutere di merito. Ad oggi non ci sono sedi di confronto, come dire, adeguate a livello dei problemi che abbiamo, anzi per la verità le sedi di confronto non ci sono proprio, viene teorizzato che magari possono, è meglio perfino che non ci siano. Noi continuiamo a parlare di problemi, continuiamo a parlare di persone e continuiamo a parlare di fragilità, di debolezze e di problemi, ed è a questo che vogliamo risposta, non al ruolo, come dire, che può essere interpretato ovviamente come si vuole di questo o di quel soggetto. Quindi io come dire, posso solo oltre che apprezzare il lavoro che è stato fatto, anche considerare i patronati come dire, perché è così, e in questa azione in particolare sulla salute, che appunto è azione di cui si discute poco a tutti i livelli, uno dei punti avanzati della qualità sindacale di questo paese, lo dico perché siccome questo rimane il paese che ha il sindacato diciamo più forte, se mi permettete anche qualitativamente più articolato e diverso e più rappresentativo di tanta parte del mondo e del resto d'Europa, noi a questo pezzo, come dire, di lavoro, di cura, di capacità di mettere le mani nei problemi e di capacità di guardare a una società che in ogni caso ha bisogno di dare al lavoro diritti, eguaglianza, come dire, certezza della propria vita e qualità della propria vita lavorativa, non rinunciamo. Quindi, accetto la sfida. Come Will vi posso dire tranquillamente, prepariamoci a confrontarci. Non è colpa nostra se Renzi dice che non si vuole manco confrontare, quindi vediamo di far prevalere nel governo la volontà di confrontarci su temi così importanti. Oltretutto sono tutte argomentazioni. Io sono fra quelli che dice, nonostante siano state delle richieste di riforma del CNEL, quella lettera fatta dai tre generali è tardiva. Non ho nessun motivo di negarlo, perché è detta qualche mese prima, ma avevamo già fatto delle proposte di riforma del CNEL, ma era caduta nel vuoto questa richiesta. Ma anche qua stabiliamo alcune verità. I governi che si sono succeduti hanno creato nel paese una serie di patronati che abbassano la qualità del servizio che i patronati offrono. Quindi se nella ricerca c'è qualche lacuna è perché quando si va a fare la ricerca si guarda tutto, e ci sono decine e decine di patronati che non avrebbero nemmeno titolo di stare sul mercato dei patronati. I nostri patronati, i 4 che sono rappresentanti nel CEPA, penso che siano l'eccellenza, e questo senza timore, non per rivendicarlo. Quindi il fatto di pensare qual è la differenza tra patronato e sindacato, a me, se abbiamo servizi di eccellenza, non ho problemi a essere catalogato nella confusione istituzionale, che non si capisce che cosa è patronato e che cosa è il sindacato. Così lo stesso vale per i CAF e per tutti gli altri servizi che forniamo. Si vuole discutere dei diritti universali da dare a tutti senza distinzione? Siamo d'accordo. In quella ricerca probabilmente non c'è tutta la partita che riguarda gli extracomunitari che non hanno diritti perché sono fantasmi, sono ancora considerati illegali in questo paese. E anche quello, quando parliamo di diritto universale, dovremmo comprendere anche questo. Ma c'è un primo dato che bisogna subito chiarire qua tra di noi. Il governo, i governi, quindi non voglio caricare a questo che ancora deve iniziare, hanno sempre fatto delle convenzioni a ribasso, tant'è che abbiamo pensato un po' se non ricorrere alla Corte europea. Abbiamo noi degli appalti di servizi sociali con costi che sono incredibilmente bassi. Avevamo fatto fare per esempio una verifica su quanto
è il costo industriale di una pratica di caffè, un 7,30, e c'era venuto da una ricerca il risultato che è 50,20 €. A noi il governo, tra virgolette, fa una convenzione dove ci va 14 €. Questa è convenzione di appalto illegale che in Europa dovrebbe essere condannato. Questo per capirci tra noi. Voi che siete operatori di patronato sapete meglio di me come il 60% dei cittadini, lavoratori e pensionati si recano ai nostri sportelli, ci chiedono e dobbiamo fornire a loro giustamente un servizio per prestazioni non statisticabili, quindi dove non abbiamo nemmeno la convenzione per avere diritto a un contributo. E sulla governance noi siamo perfettamente d'accordo. Abbiamo già fatto un incontro con il ministro, ma l'avevamo fatto con il ministro precedente, quindi a parte che voglio rivendicare una cosa, che per la previdenza i maggiori azionisti sono i lavoratori e i datori di lavoro. Mi verrebbe da chiedere cosa c'entra il governo e la politica con la previdenza. Lo so che c'entra, perché poi drena le risorse, 7 miliardi all'anno, dal conto della previdenza di questo paese, togliendoli all'esercizio del diritto di avere una previdenza equa, tant'è che oggi i pensionati nostri sono tutti a rischio di povertà in quanto non si fa la rivalutazione delle pensioni. Ma nonostante questo diciamo, vogliamo fare una governance dove ci sia un consiglio di amministrazione ristretto, chiamiamolo come vogliamo. Noi vogliamo un CID, un'assemblea che però possa approvare i bilanci, perché se no facciamo marcia passo a due, che decide lui che cosa fare, non solo il rapporto strano del governo che decide sui soldi che sono degli imprenditori e dei lavoratori, ma anche il fatto di non essere nemmeno controllati. Quindi, come vedete, non abbiamo problema a intervenire sul merito e cercare delle soluzioni. L'importante è che siamo ascoltati. Non abbiamo la pretesa di dare lezioni, ma non abbiamo nemmeno la volontà di riceverle quando sono ingiuste. Questo è un paese dove si parla sempre dei diritti universali e uno dei diritti universali, che è la prospettiva per i giovani, viene sempre in ogni modo negato. Bisogna ricostruire una società modellata con i valori del terzo millennio, cosa che dicevo. Ci hanno sempre accusato di essere contro i giovani perché tuteliamo i lavoratori occupati e i pensionati, e questo lo dobbiamo fare per statuto, perché sono i nostri iscritti e dobbiamo tutelarli. Ma ogni anno i governi ci propongono leggi di precarietà per i giovani, che è l'esatto contrario di quello che dovremmo proporre per la sicurezza del futuro dei nostri giovani. Se ogni anno ci si propongono leggi di precarietà per i giovani, di quale futuro stiamo parlando? A proposito di statistiche, ho apprezzato la vostra, ma una statistica dice che i figli in Italia, un paese a stragrande maggioranza cattolico, nascono prima del matrimonio. E voi penso capirete perché. I giovani, non avendo prospettiva di lavoro, non si sposano, poi nasce il figlio e dopo riparano, sono rimandate a settembre. Quindi come togliamo questa anomalia? Come vediamo di evitare che le pensioni restano sempre più basse e invece i giovani non hanno prospettive di certezza nel futuro? Perché se non hanno questo non c'è speranza per i giovani. Quindi ci sono tutte le serie di materie, ma voglio finire su un dato. Giustamente ci si fanno le pulci sui nostri bilanci, c'è solo un piccolo problema. I sindacati vivono dei contributi volontari dei lavoratori.
la politica vive delle tasse che principalmente i lavoratori e i pensionati pagano. Il 75% del sistema fiscale di questo paese si regge sulle tasse dei lavoratori e dei pensionati. Vogliamo discutere tutto questo? Siamo disponibili, sono anni che lo diciamo, speriamo che con il nuovo governo si apra un tavolo che ci permetta di poter parlare anche dei nostri problemi. E a proposito di rappresentanza e rappresentatività, ancora oggi, mentre in Sardegna non si è raggiunto il 50% dei partecipanti al voto, nelle nostre competizioni elettorali delle elezioni dell'RSU abbiamo sempre l'85-90% delle presenze, di cui l'80% votano per i sindacati confederali. Facciamo una ragione di questo. Buon lavoro a tutti. Sulla ricerca, perché credo che sia da lì che noi possiamo trovare anche degli spunti importanti e originali che possano valorizzare bene quello che stiamo facendo e quello che dobbiamo fare. Credo che sia un approccio che ci consente di misurare che cosa sono le politiche di integrazione in questo paese e chi le fa. Ecco, io voglio proprio spezzare una lancia a favore del valore della ricerca, perché siccome lo stereotipo che passa nella messaggistica, nei mass media, che l'accoglienza è il fiore, il centro dell'attenzione che il paese deve agli immigrati, agli stranieri, agli extracomunitari, tutte le varie percentuali che non sto qui a ricordare, ne ricorderò solo 3, mi sembrano da sottolineare, che evidenziano questa differenza di percezione, anche di atteggiamento verso i diritti tra gli stranieri. Gli italiani danno la misura di come si perseguono le politiche di integrazione in questo paese. E mi pare, questo lo dico perché credo che Bobba lo abbia detto tra le parole, io forse posso dirlo con maggiore libertà, che il giudizio è molto positivo per quello che il patronato fa ai fini dell'integrazione di questi cittadini nella vita e nei meccanismi istituzionali, perché è sempre più, questa è la percezione che credo si possa tirare fuori, un elemento e una struttura che garantisce l'ottenimento di diritti e quindi ha una funzione di diffusione dei diritti sempre meno in chiave assistenziale. Del resto le cose che diceva Vera prima di me sulle file e gli sportelli sono 4 anni che in tema di spending review i patronati hanno fatto e hanno assolto a funzioni che l'ente pubblico non riusciva più a garantire, proprio in termini di ascolto e di attenzione. Le discussioni interne ed esterne che abbiamo fatto sul mancato riconoscimento economico di alcune funzioni, ma che erano legittime in quanto il patronato vive di una contribuzione che tra l'altro non è statale ma deriva dai contributi che giustamente vengono ricordati di datori di lavoro e lavoratori, la dice lunga sul fatto che il patronato si è trovato immerso con tutti i suoi operatori in un mare di contraddizioni, una condizione di crisi del paese che è quella che tutti conosciamo, ma ha continuato a fare il proprio mestiere, anzi allargando il fronte della tutela e delle interlocuzioni. Questo credo che vada detto a chiare lettere, e gli appelli alla collaborazione che ascoltavo da Lucibello e quanto lo stesso Bobba diceva credo che siano in qualche modo una risposta, ma noi dobbiamo continuare a dirlo, perché non tutto è scontato, perché la mia sensazione, ma non è polemica la mia assolutamente, ovviamente la mia è una battuta molto ironica, è che quando noi usciamo da questi livelli nei quali ci misuriamo con dati che hanno scientificità e attendibilità, il giudizio poi invece sul patronato, sul sindacato è ben altro. Quando sale nei palazzi della politica, tra virgolette, il giudizio è sprezzante, è liquidatorio e liquida un'esperienza che dal punto di vista della rete sociale, che è anche rete di democrazia, che ha un grande valore, aiuta invece questo paese a essere unito, soprattutto in realtà nelle quali noi abbiamo forti pressioni sociali di immigrati che sono nelle condizioni che voi conoscete. Seconda riflessione. Mi ha colpito nella classificazione che ho ascoltato e che ho letto questa differenza della percezione delle malattie professionali del 58% degli stranieri e del 30% degli italiani. Questo non è senza conseguenze nei comportamenti individuali sui posti di lavoro e nell'atteggiamento verso il lavoro, perché la mancata percezione o la mancata conoscenza ovviamente avventura e porta il lavoratore o la lavoratrice in una condizione di maggior disagio.
Se noi applicassimo questo concetto, ecco, mi si consenta questo uscire un po', vado un po' out rispetto alla ricerca, però secondo me ha un grande valore, applicassimo i parametri che ne escono fuori, li concettualizzassimo un po' di più, questa è la discussione che c'è sulla distribuzione dei fondi per la salute e sull'indice di deprivazione. È esattamente questo quello di cui noi dovremmo cominciare a parlare. Laddove tu diffondi i diritti e dai conoscenza, metti le persone nelle condizioni di conoscere meglio quale può essere il loro futuro, tu hai non solo fai un'operazione di integrazione, ma dai elementi per i quali quel cittadino, quella lavoratrice, verso il sistema sanitario di accoglienza, il sistema assistenziale, avrà un peso e un ruolo diverso che non in una condizione nella quale la distribuzione delle risorse avviene con criteri che sono legati all'anagrafe. E questo è un limite del nostro Paese, perché la crisi dell'assistenza, la crisi finanziaria di questo Paese e la caduta, i tagli che ci sono stati alla sanità espongono e tagliano proprio queste fasce più povere, queste fasce più deboli, che non hanno altra rete di protezione che non quella che può essere garantita dal sistema sanitario nazionale. Vera lo ha ricordato, i cittadini che rinunciano, l'Istat ci ha detto che sono 9 milioni e mezzo di cittadini che rinunciano alla cura, e sicuramente questi 9 milioni e mezzo, la campionatura dei lavoratori di cui stiamo parlando stranieri sicuramente non. La seconda considerazione, sono tre, quindi la penultima. Mi ha colpito anche questa differenza che c'è nella percezione ai fini della prevenzione della conoscenza dei propri diritti, 32% degli stranieri e 12% degli italiani. Questo vuol dire che la strada per diffondere quali sono i diritti è una strada ancora molto lunga. E questa non la può fare il patronato soltanto poggiando sulle spalle l'apertura di nuove sedi, di nuovi sportelli, o allungando le sale di accoglienza, tra l'altro con prescrizioni anche molto rigidi. Io chiederei a Bobba, sinceramente, ve lo dico con estrema laicità, perché in queste cose bisogna essere terribilmente seria, che il Ministero del Lavoro facesse un'indagine a tappeto sui luoghi dell'accoglienza di tutti i patronati italiani, che questo potrebbe probabilmente aiutare con la ricomposizione anche legislativa e introdurre quei tassi di novità che noi abbiamo bisogno di introdurre nell'assistenza e nel rapporto tra patronati e cittadini, perché vi parlo da una città, voi sentite che non sono certamente altoatesino, io vi posso portare nei luoghi di alcuni patronati e farvi visitare, e risulta ancora adesso incomprensibile come tutte tali sigle possano avere avuto l'approvazione degli istituti dello Stato. Incomprensibile. Allora, facciamola questa bella revisione. Mettiamo nelle condizioni le strutture che operano meglio, con qualità, di offrire questo servizio con continuità, e questo sicuramente ci aiuta a vedere meglio e soprattutto ad offrire e a innalzare il livello qualitativo. Ma dicevo, il Ministero può fare molto. Io vedo molto in questa roba della diffusione dei diritti atteggiamenti che funzionano, tipo pubblicità progresso, che potrebbero essere spinti in questa direzione. Che i ministeri possono fare? L'ultima considerazione, poi veramente mi taccio. È molto positiva dalla ricerca questa indice di fiducia che è rispetto ai percorsi di malattia professionale, ma mettendo insieme patronato, 37% sindacato, gli italiani, 27% INAL, il 40% dei medici di base, cioè il sistema con pubblico-privato, con i suoi meccanismi di sussidiarietà, offre certezze ai lavoratori italiani. Quindi vuol dire che noi siamo di fronte a un sistema che è sano, che riesce a rispondere alla domanda e ai bisogni che hanno queste persone, italiani e stranieri. Quindi quello che c'è da perfezionare o quello che c'è da migliorare, secondo me, è all'interno di questo indice di fiducia che spezza definitivamente una lancia a favore e che dovrebbe essere diffuso come informazione in tutti gli ambienti, perché è evidente che il miglior giudizio che si possa dare sull'attività del patronato è dato proprio da questo ruolo che hanno INPS e INAIL rispetto alla collaborazione quotidiana che viene esercitata, ma anche gli stessi utenti che hanno registrato e hanno, almeno nelle interviste, dato un grado di accettazione, di condivisione del ruolo del patronato e anche del sindacato, che di questi tempi per noi è tutta salute, visto che c'è questa tendenza alla demolizione senza prospettive. L'ultimo, e finisco,
credo che su questo ruolo di diffusione di diritti ai fini della prevenzione bisogna spendere molto, perché questo aiuta anche a uscire dalle difficoltà nelle quali si dibatte oggi il Paese rispetto ai costi dell'assistenza sanitaria in quanto tale. Quindi io dico che nelle cose nuove che si possono discutere con il governo questo aspetto della prevenzione, della diffusione della cultura della prevenzione sia un elemento importante, perché ha ricadute sociali oltre che economiche fondamentali, fantastiche per il nostro Paese. Cerchiamo di capire innanzitutto, perché io alle volte rimango stupefatto, diciamo, rispetto a determinati attacchi. Stamattina vedevo che ci hanno chiesto di dare un parere rispetto ad alcune proposte dell'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro sull'apertura a loro dei servizi patronali. Allora, un ente di patronato, io credo che, perché questa è una grande confusione che mi appartiene fin da giovane, per il fatto che prevalentemente si occupa di persone che sono di 23 anni, non è un servizio vecchio. In fondo un ente di patronato lo possiamo definire un ente universale, che dà un servizio universale dai forti effetti distributivi. Perché se pensate che il finanziamento avviene da parte degli utenti stessi, e cioè dei lavoratori, con un'aliquota sui contributi, che è quindi proporzionale al reddito da lavoro di queste persone, e che poi invece viene utilizzato maggiormente dai soggetti di fragilità sociale, è un ente modernissimo che con un effetto ridistributivo porta servizi alla parte più fragile della società, attingendo in maniera proporzionale, virgolette, purtroppo limitata, perché i ventrieri, coloro che vivono di vendita, utilizzano i patronati, ma non li finanziano, a favore appunto di coloro che da questo punto di vista hanno maggiore capacità contributiva. Quindi siamo un ente universale, con un effetto ridistributivo che fa parte dei nostri meccanismi sociali molto importante e che ovviamente avviene da parte dei lavoratori, quindi con un grosso spirito di solidarietà, perché sono i lavoratori che versano maggiori contributi e hanno quindi maggior reddito da lavoro, che contribuiscono di più al fondo del patronato, e sono i lavoratori che hanno meno contributi, pensate all'invalidità, soggetti che non hanno nemmeno contributi e che quindi sono i più fragili della società, che usufruiscono maggiormente del servizio. Io credo che nella dinamica del welfare che ci vengono propagandate da oltre 10 anni, un servizio, un soggetto che distribuisce solidarietà sotto forma di servizi concreti è l'esatta filosofia di coloro che dicono che i trasferimenti economici non sono l'unico aspetto, anzi sono un aspetto nella loro organizzazione che non aiuta alla dignità sociale e non risponde esattamente all'emergenza sociale. Se questo si aggiunge, che come sapete in tante dinamiche, pensiamo ai manarti terminali, pensiamo alla reversibilità, alle rate maturate non riscosse, molto spesso i meccanismi tecnici di distribuzione economica non riescono a cogliere nemmeno, diciamo, sostanzialmente il destinatario effettivo di quella norma. Si capisce come noi da questo punto di vista credo che siamo fra gli enti più moderni presenti nel panorama del welfare italiano, e quindi mi stupisco sempre che questi fatti sono poi, salendo di livello, finiscono in una canea di voci in cui noi sembriamo una specie di muschio, una specie di edera avviluppata, non si capisce quale albero da cui prendiamo la linfa da questo punto di vista. Quello che secondo me manca, credo che stamattina i miei colleghi l'hanno sottolineato, per vederlo in positivo, è un assetto di rete. Abbiamo ancora un'amministrazione, senza nulla voler togliere i ruoli diversi delle istituzioni, degli enti erogatori, ai nostri ruoli, che ragiona in maniera verticale rispetto alla rete. Ma esiste un solo vertice nella rete, che è l'utenza, che è il cittadino, rispetto ai quali tutti gli attori, ognuno nelle proprie competenze, ed è chiaro che noi non costituiamo diritti a pensione, ma nelle proprie competenze di aiutare l'unico vertice, il cittadino, hanno un ruolo orizzontale nei loro rapporti, non hanno un ruolo verticale. Non c'è un soggetto che si può assurgere a definire come una rete funziona dicendo che di quella rete lui è il vertice e qualcun altro alla base. Ed è questo che noi contestiamo da questo punto di vista. Molto semplicemente. Diciamo, se il vertice è il cittadino, poco importa, anzi non deve importare come ci si organizza rispetto alla risposta. Qui non è un problema di legittimità o di sovraordine istituzionale, nessuno mette in discussione la funzione degli enti previdenziali o degli enti erogatori. Quello che mettiamo in discussione è come si lavora a rete, e non siamo noi che ci rifiutiamo di lavorare a rete,
E non siamo noi che danneggiamo la rete non chiedendo di essere coordinati, come stamattina ricordava il Presidente del CEE. La sfida positiva posta dal sottosegretario Bomma, lo dico benevolente, lo conosco da tempo, sulla fantasia e la vostra volontà di innovare. Ecco, torniamo alla ricerca. Gli stranieri, ma chi ha dato una risposta organizzata agli stranieri in Italia? Chi ha messo fantasia in un fenomeno che è stato gestito? Noi pensiamo oggi, ma pensiamo quando il fenomeno è nato, tutto come una questione di ordine pubblico. Quali sono stati i primi enti della rete istituzionale, istituzionale, a dare una risposta organizzata? I patronati. Come l'hanno fatto? Gratis. Ecco, come l'hanno fatto? A questo volevo venire. Hanno aspettato finanziamenti? Non hanno intercettato il fenomeno nei propri uffici? Lo abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto perché noi abbiamo forte il valore etico di quello che facciamo e sappiamo che i nostri servizi, finanziati e non finanziati, veniva ricordato in che modo sono finanziati, vanno a favorire le fasce più deboli. E noi abbiamo intercettato gli stranieri prima che in questo paese qualunque cosa, tolte le forze di polizia e i questori, se ne occupasse. Abbiamo risolto un problema con grande fantasia e grande intelligenza, in autofinanziamento. Solo dopo il Ministero dell'Interno ci ha riconosciuto un ruolo con una convenzione e solo oltremodo dopo il Ministero del Lavoro ha pensato, ha ritenuto che tutto sommato questi tipi di servizi dovessero accedere a un blando finanziamento. Ma ragazzi, non un finanziamento aggiuntivo, un finanziamento preso sempre dallo stesso fondo, sempre con gli stessi soldi. Questa è la cosa divertente. Noi abbiamo fornito un servizio che di fatto ha solo frammentato la medesima somma che abbiamo sempre ricevuto. Non è che qualcuno ha detto, bene, visto che siete intervenuti in questo settore, siete stati efficaci, l'avete fatto prima di tutti, ve l'abbiamo riconosciuto, crediamo che per questo riconoscimento qualche somma aggiuntiva sui capitoli che non ci sono e sui servizi che non ci sono vi venga riconosciuto. Ma è adesso. Hanno preso la medesima somma e ci hanno detto, bene, adesso da quella somma attingete anche a questo nuovo servizio che avete messo in piedi. Questo per spiegarci. Vengo velocemente alla ricerca perché sennò sempre parliamo solo di cose nostre. Salute e lavoro, atteggiamenti e consapevolezza. Secondo me la ricerca è interessante. Io credo che il libretto, è stato ricordato anche stamattina, ci faccia onore perché cerca di vedere un aspetto un po' più a fondo del fenomeno degli stranieri, invece di fermarsi sempre alla superficie, cioè la presenza degli stranieri. Gli stranieri sono fra noi, sono milioni. Al di là della questione ius loci o ius sanguinis, sono qui, interagiscono, lavorano e di quelle che si fanno male, come tutti. E quando si fanno male, gravano sul nostro sistema. Quindi occuparsi della salute e della sicurezza del lavoro degli stranieri significa occuparsi del nostro sistema di welfare, renderlo più efficiente e risparmiare. Infatti, secondo me, il dato fondamentale a cui mira questa ricerca, che non a caso si occupa delle malattie professionali, che sono diciamo il settore più difficile per percezione, e non degli infortuni, ma ricordiamo che gli infortuni in Italia non ci sono oltre 700.000, le malattie professionali sono oltre 46.000, 47.000, quindi con una sproporzione enorme. Qual è, secondo me, i due elementi da mettere in rapporto? Secondo me è molto intelligente e interessante il fatto degli atteggiamenti e la consapevolezza. L'atteggiamento è un dato culturale e il dato culturale serve per la prevenzione, perché un vero sistema antinfortunistico che funziona lavora sulla prevenzione, non sull'indennizzo. Questo è l'elemento con cui è difficile il ragionamento con gli stranieri. Se noi non ci facciamo carico, e ripeto, noi dei patronati ce ne facciamo carico, di cambiare un atteggiamento che è un atteggiamento culturale. Io potrei raccontare, ma credo che molti di voi che girano il mondo, due episodi, però i miei collaboratori sono tutti presenti in sala, per capirci. Mi ricordo un paese dell'est, stavamo aspettando di avere un incontro, di fronte a noi stavano demolendo un tetto in amianto e noi, mi spiace che non c'è più il direttore dell'INE, guardavamo questo meccanismo di demolizione, praticamente mazze spaccavano l'amianto, polvere d'amianto dappertutto, anche noi facevamo le battute, diciamo, quando dovevamo provare l'esposizione a rischio nel nostro ruolo professionale, visto che eravamo lì per lavoro, voglio vedere l'INAI che cosa ci risponde se ci capita qualcosa. Oppure un altro collaboratore, mi ricordo un paese arabo, le impalcature, come veniva gestato il lavoro in altezza. È chiaro che lo straniero che arriva in Italia ha una percezione delle misure di prevenzione delle misure infortunistiche
molto elevata molto spesso rispetto ai suoi standard e si concentra sull'accesso indennitario. Questo secondo me è un atteggiamento da modificare. Cioè chi fa prevenzione sugli stranieri che hanno questo atteggiamento e questa consapevolezza diversa. Io credo che non si può lasciare tutto ai datori di lavoro, per i motivi che ricordava il direttore generale dell'INAIL, e cioè la nostra struttura produttiva è una struttura produttiva polverizzata. l'INAIL da questo punto di vista è una fonte inesorabile di dati, io l'avrei ringraziato fosse ancora qui. E si vede benissimo nell'infortunistica degli stranieri quali sono i settori. Sono i settori nei quali l'artigianato, i servizi, l'edilizia, la responsabilità della prevenzione grava molto sul soggetto, perché nelle aziende è più standardizzata, ma nei cantieri di lavoro, nei servizi alle persone, cioè se io devo scegliere una scala o più una sedia in bilico su un'altra sedia, se io in un cantiere devo utilizzare un trapano in un modo o devo fare una fossa in un certo modo, eccetera, la responsabilità grava molto di più sui soggetti che operano direttamente, e quindi se non si fa prevenzione da questo punto di vista sarà molto difficile abbattere alcuni gap che ci sono da questo punto di vista, perché la prevenzione è più alta nella percezione culturale degli italiani. E i dati dell'INAIL, io li ho presi dall'INAIL, ci indicano alcune cose. Una cosa, diciamo, facile perché il cluster degli stranieri, l'incidenza dei giovani negli infortuni è molto più elevata come classi di età per gli stranieri rispetto alla nostra. Ma è una cosa invece secondo me molto interessante, è la fase di diniego in istruttoria per le pratiche non patrocinate agli infortuni degli stranieri, che è molto più elevata degli italiani, perché è chiaro che gli stranieri, quando devono fare da sé, e su questo c'è il ruolo fondamentale dei patronati, sono molto più in difficoltà a valutare le conseguenze dal punto di vista dell'accesso a provvedimenti concessori quando presentano direttamente le domande, perché hanno una loro percezione completamente diversa rispetto alla nostra del valore di alcune cose. Si parlava anche la nostra ricerca degli asiatici. Bene, guardate i dati statistici degli infortuni dei cinesi. Sono quasi nulli. Sembra che i cinesi non abbiano mai infortuni. E non parlo di malattie professionali. I dati statistici che hanno sono bassissimi. E guardate le conseguenze sociali, gli eventi che in queste settimane hanno interessato il Paese rispetto a una mancata prevenzione, un mancato atteggiamento, accompagnamento di alcune classi di stranieri rispetto alle veramente infortunissime. Ricordiamoci i fatti di Prato e chiediamoci da una parte com'è responsabilità dei soggetti privati in campo e da una parte com'è responsabilità delle istituzioni, che da una parte sanno cosa avviene da un certo punto di vista e dall'altra parte non fanno meccanismi di accompagnamento da questo punto di vista. E chiudo ricordando un ultimo elemento che riguarda gli stranieri, che sono le malattie professionali. Non ho fatto a caso quei due esempi all'inizio. Le malattie professionali sono latenti. Gli stranieri hanno un'esposizione a rischio che molto spesso viene dalla ciclicità dei rapporti nel proprio paese con l'esposizione a rischio per alcune categorie, oppure proprio il pregresso dell'esposizione a rischio. E quindi quando si incontreranno queste dinamiche nelle malattie professionali rispetto a lavoratori che hanno vissuto una parte della loro esperienza professionale in altri paesi con altre soglie di incidenza della prevenzione rispetto alle nostre, avremo un problema. Se non ci attrezziamo adesso a valutare queste conseguenze ed aiutare adesso e non nel caso un accompagnamento per capire la posizione di questi stranieri rispetto alle loro biografie lavorative, cose che un soggetto istituzionale organizzato come oggi non può fare. Solo noi lo possiamo fare da questo punto di vista. Solo noi siamo quel cuscinetto, quella zona tra istituzioni e fiducia del lavoratore che può trovare la sintesi tra la posizione di un lavoratore straniero e il suo atteggiamento rispetto alle problematiche degli infortuni e delle malattie professionali e le conseguenze che questi hanno per il nostro sistema di lavoro. Quindi credo che anche su questo, che pure diciamo un'attività tradizionale, la fantasia dei patronati gratuitamente, sempre all'interno dello stesso fondo, esercitano in questo settore sia fondamentale, io dico per un pezzo di tenuta, di razionalità del nostro modello di welfare.